Oggi ci troviamo a Passo Valles, un passo che segna il confine tra il Trentino Alto Adige e il Veneto. Da qui oggi andiamo a fare un'escursione ad Anello passando per il rifugio La Resei. E al lago Cavia. Arrivati al rifugio La Resei con il suo magnifico panorama dolomitico, dal Pelmo al Civetta, al Mulas e Focobom nel gruppo delle Pale di San Martino e una bellissima visuale sul massiccio della Marmolada. Lasciamo il rifugio La Resei e ci dirigiamo verso il rifugio Le Buse. Piccolo cambio di programma, in quanto il sentiero che porta al rifugio delle Buse, che dovevamo percorrere, è ad esclusivo uso dei mountain bike. Quindi da qui andiamo direttamente al lago Cavia. Seguendo la strada per il lago abbiamo incontrato dei dolci e carini cavalli. Secondo me i cavalli, quelli più scuri sono maschi e quelli più chiari sono femmine. Come vedete quello dietro di me è un maschio. Siamo arrivati al lago di Cavia, che abbiamo scoperto che è un lago artificiale con una diga sopra. Finalmente! Abbiamo appena mangiato e dormito, ora ricominciamo la nostra avventura.
Donella Fratazzo, arriviamo! In questo punto ci troviamo sopra il Passo San Pellegrino con una bella vista sulla conca dove si trova il rifugio Fucciade. Appena finito il nostro giro ad Anello abbiamo trovato queste graziose e dolci mucche. E adesso intervistiamo questa turista che si trova qui in altura. Come procedono le vacanze? Grazie per la risposta. E ora ritorniamo a Passo Valles! Ritornati a Passo Valles e qui concludiamo il nostro giro. È stata una camminata fantastica, facile, con un panorama strepitoso, un itinerario ideale per famiglie e per persone di qualsiasi età. Lungo il percorso si trova un punto ristoro. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento